Non emergono elementi che possano reputarsi indice di incuria nei doveri rispetto a quello che si sarebbe potuto fare per evitare il femminicidio di Vanessa Ballan. Il ministro Nordio risponde all'interrogazione del senatore leghista Gianmarco Centinaio, volta a fare luce su una possibile falla nella gestione del caso della povera mamma, aggredita brutalmente e poi uccisa in casa dall'uomo, Bujar Fandagi, con il quale aveva avuto una relazione all'indomani della denuncia per stalking depositata proprio da Vanessa nei suoi confronti. L'interrogazione voleva fare luce sul perché non fossero state disposte, a seguito della denuncia di Vanessa in data 25 ottobre, misure cautelari per Fandagi che aggredì a morte la donna la mattina del 19 dicembre. Il 6 novembre il fascicolo passò al PM del gruppo specializzato in reati di violenza di genere. Pochi giorni dopo fu decisa l'acquisizione dei tabulati telefonici di Vanessa. A Fandagi furono sequestrati i cellulari contenenti le immagini che l'uomo usava per ricattare la donna. Vanessa aveva sporto denuncia accompagnata dal marito Nicola Scapinello, che poi il test del DNA rivelò essere il papà del figlio che Vanessa portava in grembo. Non si può oggettivamente parlare di un ritardo nella trattazione del caso ed intendere che la mancata presentazione di una richiesta di misura cautelare al GIP da parte di due PM sia stata frutto di una valutazione discrezionale, continua Nordio, che all'epoca dei fatti chiese una relazione alla procura sulla morte di Vanessa. Chiude il testo il guardasigilli con l'auspicio che la recentissima norma che impone ai PM un termine di 30 giorni per la valutazione della necessità di chiedere misure cautelari possa servire ad evitare il ripetersi di gravi eventi di violenza. All'epoca della denuncia di Vanessa, infatti, la norma non era ancora in vigore.